Ecco come si presenta il muro del palazzo del municipio di Quinto, imbrattato da scritte contro il primo cittadino. L'amara sorpresa dopo aver detto nuovamente no ai migranti in arrivo proprio nella notte seguente alla fiaccolata antiprofughi. A quella testa calda che ha fatto una cosa del genere, che io sono a disposizione, se le sue opinioni sono diverse dalle mie, venga pure a parlarne assieme e magari troveremo anche un punto d'incontro, ma questo dimostra solo la sua totale ignoranza. Un'apertura di dialogo che però diventa chiusura quando si parla di accogliere i profughi nel suo comune, specie, dice, se arrivano a sua insaputa sotto una pioggia battente con la corriera ferma in mezzo alla strada, come stava accadendo appena venerdì scorso intorno all'1 di notte, racconta, dopo un acceso e concitato diverbio telefonico avuto ieri con la prefettura, da lui accusata di agire in assenza di un piano condiviso. Il viceprefetto mi ha detto la prefettura non si comporta così e io gli ho ricordato che un anno e mezzo fa non è andata proprio così, perché me li hanno scaricato delle persone, 101 migranti, ricordiamocelo, su una palazzina abitata, e gli ho detto che quando un'amministrazione si è scottata una volta, dopo ha paura anche dell'acqua tiepida. Inaccettabile per la prefettura un atteggiamento del genere che verrà, per così dire, punito dopo l'esito del referendum, quando i comuni contrari all'accoglienza si vedranno requisire immobili per ospitare i migranti. Cosa dire alla prefetta? Non ti rispondo.